Confidiamo sul governo che garantisca la cassa integrazione. Noi in questo momento abbiamo circa 8.000 dipendenti diretti che sono a casa, alcuni non hanno ancora ricevuto ovviamente cassa integrazione o fondo integrazione salariale e è uno strumento che per noi è necessario per poter garantire che almeno le aziende restino attive e pronte per poter ripartire ormai nel 2021. Il 2020 viene considerato definitivamente un anno perso per noi. Gli albergatori veneziani alzano bandiera bianca. La riapertura dei confini e la graduale ripresa d'attività degli aeroporti non saranno sufficienti a risollevarsi da un'annata catastrofica. Nella seconda metà dell'estate dovrebbe riaprire circa il 70% degli oltre 400 alberghi presenti sul territorio comunale, con un'occupazione letti stimata attorno al 35%. Nell'ultimo weekend di riapertura hanno ripreso circa 50 aziende, hanno fatto un tentativo di riapertura e abbiamo un livello di occupazione su questi 50 di circa il 10-12%. Il coronavirus presenta al settore un conto salatissimo perché non tutti gli operatori del settore alberghiero potrebbero riuscire ad arrivare al 2021. Anzi, il pericolo è proprio che la crisi spinga parecchi a mollare, col rischio non solo di assistere al parziale dissolvimento del tessuto imprenditoriale locale, ma anche che invece di nuovi investitori arrivino società create ad hoc per riciclare denaro sporco. Alcune stanno facendo le valutazioni di passaggio ad altre proprietà, stiamo cercando di evitarlo in tutti i modi ovviamente perché resti il più possibile, visto che abbiamo la fortuna di avere una imprenditoria prevalentemente autoctona nel comune di Venezia e cerchiamo con gli aiuti, un pochino di sostegno alle banche, gli accordi che l'associazione sta facendo e soprattutto con quello che è la principale nostra risorsa che sono i lavoratori, con gli aiuti degli ammortizzatori sociali, che se dovessero cessare con me potrebbe essere, noi ci auguriamo di no, siamo convinti che il buonsenso faccia sì che almeno nelle città d'arte ci sia la possibilità di mantenerle, altrimenti abbiamo già pronte le procedure di licenziamento collettivo.